Scatman's World. Dove sta per partire il Gran Premio di Russia. La battaglia per il titolo è ancora lunga, ma possiamo aspettarci una lotta senza quartiere su questo circuito che ha fatto il suo debutto nel 2014 e ha tutto il necessario per diventare un classico. Costruita lungo le sponde. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, ci accogliamo già adesso perché siamo già in gara, ho deciso di non fare più le qualifiche, avete visto un po' come il tutto. Mi voglio sparare già la gara, che ho visto qualcuno che mi ha scritto che preferisce vedere solo le gare. Allora raga, due considerazioni. La prima, ho bisogno di un commento sotto questo video per capire se volete veramente livello leggenda. Io sono un po' dubbioso, però aspetto voi. L'ABS ancora non posso toglierlo del tutto ragazzi, posso tenerlo a medio, va benissimo. La traiettoria devo tenerla ancora, però al minimo senza ABS no, e anche perché sono col joystick, ricordo. Leggenda possiamo provare dalla prossima gara, vediamo. Tanto qua in qualifica siamo 12esimi, quindi non siamo messi male. Purtroppo in prova libera spiego un po'. Allora nel Q1 ho fatto, cioè nella prova libera 1 ho sistemato la family reset, scusate, ok, la strategia va bene. Allora in Q1 sì, ciao. Nelle prove libere 1 sono riuscito a fare la familiarizzazione cilindrica, ho preso i gettoni necessari. E dopo nelle prove libere 2 invece le qualifiche, perché nelle prove libere 1 più troppo non ce l'ho fatta a fare il passo qualifica, però ho fatto anche un brutto incidente in una curva che adesso vi faccio vedere, una delle curve più difficili, quindi ho un po' paura per la gara, E dopo le qualifiche, 13esimo tempo, scusate, dietro anche a Palmer. Quindi secondo me è ancora presto per il livello leggenda, però vediamo come va anche sta gara. Qua ci siamo già presi anche il trofeo e le gomme, però a questo punto cerchiamo sempre di fare un buon lavoro. E niente ragazzi, ripeto, aspetto i vostri commenti per capire veramente cosa volete. Se volete veramente il livello leggero, dove però secondo me prendo ancora troppe bombe, ho bisogno di una scuderia almeno come la Williams. Infatti adesso è cambiato anche il rivale, non è più Palmer ma il buon Bottas, sta già prendendo le bombe la Bottas chiaramente. Poi ve lo dico ragazzi, un po', secondo me ci vuole un po' di pazienza, mamma mia, aspettiamo ancora un pochino e poi andiamo a leggenda, perché fidarvi del come, cioè, sapete che non riesco sempre a livellare bene il tutto per non fare cose irreali. In realtà mi piacerebbe passare a livello leggenda, il primo podio in Renault. Poi al primo podio magari si passa a leggenda. Scrivetemi anche un commentino se volete sta cosa qua, o al primo podio o quando volete, insomma. Alla fine sono sempre i commentiari che decidono, però bisogna anche usare un po' la ragione, secondo me. No, eccolo qua, l'incidente è stato qua, ma non qua, a sinistra, proprio prima di questa curva, per prenderla troppo interna. Prevedo una gara con colpi di scena, non so perché ma me lo sento ragazzi. Vediamo se sono colpi di scena positivi per Veneziano. C'è molta tensione a Sochi, voglio portare a casa altri punti irridati. Stiamo già andando bene, ma possiamo fare ancora di più. Proprio un vicino Joylo, il piccolo Joylo. La domenica delle Palmer è pronta. Pure gara al cardio Palmer, bellissima che si stanno posizionando lungo la griglia, porta pazienza e attendi i semafori. Vai il Gran Premio di Sochi. Vai ragazzi, andiamo, Gran Premio di Sochi, Russia. Voglio una grande prestazione. Vai Cuba. Andiamo per la gloria. Mamma mia. Miscela grassa. Ah, proprio a sandwich. Il come a sandwich, il come si incazza, alza la manina. Collisioni con Chiat che è un porco. Eccoli qua gli incidentoni. Mamma mia, siamo quarti, che culo proprio, ci va sempre di bava. Adesso vorrei solo vedere la virtual e la safety car magari, ma niente, come non ha sorte. Non c'è sorte per il come, siamo già quarti però. E godo. E godo.
come se la gode, ragazzi, del prossimo livello, anche senza commenti. Quindi dai, cambiamo, andiamo a leggenda. E vediamo cosa combina leggenda. Starei molto attento alle penalità qua, attenzione. Il gioco qua è bastardo per le penalità. Ecco appunto. Dio Cristo. Altre 1 o 2 sono la penalità. Ma perché come? Ma l'ho appena detto, cazzo. Vai. Ma non ti perdonano niente. Abbiamo un buon passo gara però, Con la miscela elevata stiamo veramente vicini a Verstappen e addirittura alla Mercedes. Che cume, signori. Non pensavo a livello esperto di fare questo, Su quella no, bellissimo sorpasso. Sorpasso degno del miglior cume. Primo giro andato, ragazzi. Very good, Kuba, very good. L'unica roba è che non vediamo la safety car. Un altro giro con la grassa. Aia. Ora qua ho fatto un erroretto, Poteva costarmi caro, sapete che non ci sono i flashback, quindi se sbaglio, cazzi miei. Che l'incidente in prova libera è stato veramente brutto, Però giriamo bene, fiumi. Qua ho un po' esagerato. Come aggressivo, come vuole la posizione su Gigi Hamilton. Mercedes si sono in fuga comunque, Le Mercedes sono ancora superiori. Comunque per il prossimo gara le levo il giro di formazione, così recupero quei 3-4 minuti per tagliare meno dopo in gara, ragazzi. Lasciatemi sta cosa. Io metto in difficoltà leggenda, però warm up me lo faccio io, anche le presentazioni, ma devo guadagnare tempo, anche perché poi se vado a fare una gara da 50%, mamma mia. No ragazzi, sorpasso sulla Mercedes. Sì. Ragazzi, bisogna cambiare livello, adesso lo riconosco anch'io, non so come, mi sembra strano perché con la Renault a livello esperto fare questi risultati comunque mi sembra strano, però giro record di veneziano, addirittura. Mamma mia che culo, è vero che basta un errore sei fuori, però dobbiamo aumentare il livello, dai. Sicuramente non finiamo secondi, perché non penso. Però siamo troppo competitivi adesso. Con gli aggiornamenti e tutto. Siamo molto competitivi, iper competitivi. Sì. Chiaramente gli aiuti non me li posso levare tutti, ragazzi, perché non ce la faccio, diventa uno stress. Piuttosto aumentiamo la difficoltà, così, c'è voluto. Dopo se divento veramente una bestia e tutto la possiamo anche levare veramente gli aiuti, ma mi sembra ancora troppo presto. Non possiamo cantare vittoria così sul cume, così competitivo. Eccola qua, la terza è penalità, Noi siamo solo al terzo giro. Perché devo sbagliare quella curva che è una cagata di curva? Vedi, per questo che non posso, secondo me. Cioè, vedi, ste robe qua per girare i coglioni, fanno capire che ancora faccio ste sbavature di merda. Era lungo. Mamma mia quanto rischiato, calma, torniamo in modalità martello. Basta errori. Va bene. Ho frenato tanto per paura di standard, ok. Piuttosto dipende, adesso non posso permettermi di fare un altro taglio, ragazzi. Ok, molta gente ai box. Adesso noi andiamo nel prossimo, non in questo, il prossimo. E vediamo un po'. Non aspettavo Rosberg così presto, cioè Hamilton così presto ai box, sinceramente, comunque. Vabbè. Cazzi tuoi, Gigi.
questa è la tua strategia e noi la rispettiamo. Ok, stai risparmiando carburante, puoi aumentare i giri del motore per un po' se vuoi. Va bene. Ok, il quinto giro la finestrella. Rosberg comunque non è scappato via da me. Cioè, è primo, tranquillo, però non è in fuga. Passo gara c'è. Esperto ci siamo. Sicuramente con una Mercedes o una Ferrari sarei primo in fuga. Lo so, vecchio. Lo so che Rosberg è primo. Il mitico Nicolino Rosberg. Il nostro Rosberg. Ok, lui va dal prossimo giro, ragazzi. Al prossimo giro il Kuma ai box. Adesso metto Michele Levate e vediamo se riusciamo a fare un miracolo sportivo, ma che non credo proprio. La finestra del pit stop si è aperta. Vai. Open the window, Fiori, andiamo. Siamo in prima posizione, ragazzi. Comunque le qualifiche. Aspetto anche il commento sulle qualifiche, però al 90%, insomma, possiamo anche... Potrei magari già integrare anche il 50%. Così magari recuperiamo le non qualifiche. Visto che tanti, insomma, non hanno tanta voglia delle qualifiche. È chiaro che la leggenda diventa più dura, poi commentate, ma almeno capisco cosa volete, perché dobbiamo fare 10 stagioni su questo gioco, dobbiamo trovare il setup perfetto il prima possibile per avere una carriera perfetta. Ci andiamo bene però, cazzo, sono soddisfatto. Porca. Sono soddisfatto. Bravo Kuma, dai. Con un gioco come piace. Ti stiamo aspettando, rientra a questo giro. Ok, adesso vediamo il distacco. Quanto si è recuperato qualcosa da Rosberg e da Hamilton. Quantomeno spero di rimanere terzo. Sarebbe già una bella soddisfaction. Ok. Siamo ai box. Il Kuma ai box. Perez e Chiato, vediamo se vanno avanti. Non credo, quelle soft. Secondo me vanno anche loro. Quelle super soft. Veloci, bravissimi. Bravi. Perez rimane in pista. Palmer terzo. Che casino, ok. Giro record di Hamilton, Rosberg mi supera chiaramente. Hamilton forse no. E ragazzi, guadagno sul GG Hamilton. Ho preso la posizione a Hamilton. Grandissimo, grandissimo passo gara Kuma e grandissimi meccanici. Adesso forse sono secondo teoricamente. Forse potenzialmente sono secondo. Se è così, Fiori. Primo podio in carriera. In una gara che amo, cioè Sochi mi piace come si ripete, però Hamilton è un po' incazzato, Gigione lo vedo un po' incazzato. Adesso finiamo la grassa alla fine di questo giro. Però grande prestazione Renault e grande prestazione Prossima gara, difficulty legend. E sì, nessun ritiro per il momento. Io proprio non ho sorte, cioè. Tutto il mondo già virtual safety car di tutto. Io un cazzo. Mi fa piacere. Guarda che trenino qua, raga. Non le gomme secondo me distrutte. Infatti vanno tutti ai box. Il compagno di squadra è rientrato. Jolion ai box, guadagni tante posizioni.
Terzi siamo. Però c'è Nasr. Nasr è primo. Sicuramente deve ancora andare ai box Nasr. Qui siamo potenzialmente secondi, non ci credo, stiamo calmi. Stiamo gran calmi. Quindi non è tutto rispetto, ma non me ne frega molto che Button ha superato una vettura. Dai che stanno battagliando Rosberg e Nasr, incredibile, incredibile. Adesso il ritiro di Rosberg e vinciamo la gara. Ok, dai, prossima gara di Legend. Madonna, Gigione, ragazzi, Gigione. No, Button, scusate, Button. Ah, Button in prima posizione, scusate, raga, vaneggio mio. A te Hamilton mi supera. E anche bene, complimenti a Gigi. Guarda, si vede la forza della Mercedes. Se riusciamo a lottare un po' per recuperare la posizione, ma la vedo dura, insomma. Che Vettel, attenzione, non voglio perdere il podio però, Comunque in ogni caso, finché se non becco il podio andiamo di leggenda, Non dovrebbe piovere. Se arriva una perturbazione ti avvisiamo. Ok, ma Button, ha fatto la... Attenzione a Vettel. O Button ha fatto veramente la strategia della vita, o non lo so. Super Button secondo. Farò fatica a tenere Vettel dietro purtroppo. Possiamo più permetterci tagli curva, per fortuna finora bene. Vettel sempre là, ma stiamo girando molto bene. Senza sbavatura. Che tensione, Fioi. C'è un bug, oddio, forse c'è un bug del consumo gomme, Fioi, 8%, mi sembra un po' improbabile. Qualche bughetto c'è, l'8% mi sembra un po' impossibile. Attenzione Vettel, il Kuma resiste. Vediamo un po' sto bug qua. Mamma che lotta con Vettel per la quarta piazza. Finora il migliore piazzamento come indiano, un quinto posto. Ecco, Button by box, Jenson ai box. No, proprio La sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Il distacco dal tuo merda. è 17,2 secondi. Ok, andiamo di DRS e riprendiamoci la terza piazza. Voglio sto cazzo di podio. Manca ancora tanto però, manca ancora tanto purtroppo. Però una buona lotta, Fiori, buona lotta. Sono quelle lotte che ti riavvicinano nel mondo della Formula 1. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Ok, Beppe. Vettel me lo schiodo, Vettel non me lo schiodo più ormai. Prendiamo a standard. Mamma, se becco il podio, ragazzi, Emma mi fa un pompone di quelli proprio incredibili. Il super pompone di Emma. Il mio secondo nome è Pompone. O Pomponi. Ok,
Ok, nessun danno, meno male. Ok. Pilota in testa 8,6 secondi. Vabbè, beh, 8 secondi, sono pochissimi, Notando che è una Renault. Vettel ci riprova. Ma teniamo ancora la posizione. Con la joystick che mi sta bruciando sulle mani. Che lotta con Vettel. Abbiamo un po' di carburante di riserva, non vai troppo lontano con la miscela 3, ma puoi permetterti di Bruciarne un po' se serve. Quanto me lo gode il nostro Alex. Che vogliamo il terzo posto, devo difenderlo con le unghie e con i denti. Lotta epica con Vettel. Vediamo l'usura gomme. Proprio buggata, Dio Cristo, ma perché? Il distacco da quella dietro Bara. è 1,8 secondi. Aia. Vettel passa, dai. Sì, me la farò passare purtroppo. Che lotta con Sebastiano. Standard, andiamo di grassa. Non capisco sto bug dell'usura gomma, perché non può essere che stiamo usando così poco la gomma, non siamo così bravi. Che ti precede è 0,5 secondi. Ok, un piccolo danno. Che cazzo ho fatto, Dio Cristo? Perché sono ste cose che mi fanno ingiare i coglioni. Molto bene, ritorniamo davanti, mamma. Sufficienza per altri 3 giri. Buono. Sta gara non consuma niente in termini di gomme, ma boh, la vedo un po' dura sinceramente. C'è tensione chiaramente. Il Kuma è un'occasione più unica che rara. Dopo la lotta con Raikkonen vai la lotta con Seb. E nella prossima gara vediamo sta difficoltà leggenda. Io ricordo sempre i commenti per la qualifica e per il tutto, insomma, per capire se anche voi a questo punto concordate che, anzi siete voi che avete detto per primo, avete capito prima di me l'andazzo, in questa curva perdo sempre la posizione ma la ritengo. Mamma mia, che duello con Vettel. Manca 2 laps adesso, 2 laps. Ok. Se ci sono novità ti aggiorniamo. Sì, Alex, da 10 ore che me lo dici, ti voglio bene, guarda. Usa il DRS, Vettel. Vabbè, però Vettel ha rotto il cazzo. Cioè, scusi, non... Informazioni su Vettel. La vettura ha un grave problema, a quanto pare dovrà ritirarsi. Ritiro per Vettel, ma non mi sento di avere colpe, sinceramente. Tutto lui ha fatto. Tutto lui ha fatto. Cazzi tuoi, vecchio. Ok, il distacco è 12,4 secondi. Io ho tenuto la mia posizione senza dar fastidio. Dopo Vettel è coglione, non è colpa mia, ragazzi. Il Crazy Kuma c'è. Peccato che è una gara perfetta, pulita. E Vettel doveva rompere i coglioni. E si è anche ritirato il coglione. Rosberg è al comando della gara. Fa piacere. Mi fa molto piacere.
Ferrari proprio fanno anche ste stronzate, Dio santo. Terzo posto ormai in discussione, ragazzi. Si passa a leggenda, dai, si passa a leggenda. Questa roba dell'usura. Il distacco da quella dietro è 1,3 secondi. Final lap anche per il Cume, signori, che è vicinissimo a un terzo posto incredibile. A un terzo posto, oserei dire, magico. 9,6 secondi. Sono anche i detriti, niente, nei virtual safety car. Ma questo mi fa girare i coglioni, però, Buono, raga, buono. Pochi chilometri separano Veneziano da un terzo posto memorable. Dopo riguarderò anche il replay sul contatto con Vettel, ma ho fatto io davanti. Non mi sembra di aver fatto mosse irregolari. È stato un duello bellissimo fino al 12° giro. Porca miseria. Miscela magra per sicurezza. Alcune informazioni su Arianto, è di nuovo veloce, quindi immagino che il problema sia stato risolto. Mi fa piacere, però ancora veloce mi sembra. Di nuovo veloce mi sembra un po' una battuta. Però vince Rosberg. La Ferrari deve sviluppare se vuole recuperare, perché veramente è inaccettabile. La Mercedes è ancora la più forte, non c'è nulla da dire. Per noi un terzo posto memorabile, ultime 2 curve. Mamma mia, signori, the best Cume in the world, il prossimo livello, leggenda. Siamo trovati una bella soddisfazione a Sochi. Bravo Cume. Toto Wolff come sempre festeggia, sto porco. Un'altra vittoria, fantastica. Complimenti. Cosa credi che abbia fatto la differenza? Grande Rosberg e noi terzi, fiori. Buono, ci aspetta una nuova avventura nel prossimo Gran Premio con difficoltà. Leggenda, non vedo l'ora di provarla insieme a voi, ragazzi. Mi dispiace per il contatto di Vettel, ma ripeto, non mi sento di avere colpa, onestamente. È stato un duello bellissimo con sorpassi contro sorpassi fino alla fine. Ed ecco i piloti che Vai con la cerimonia del podio, eccolo qua il Cume piccolino, eccolo qua il nostro Cume, finalmente il podio. davvero meritata. La Mercedes oggi si porta a casa la vittoria. Eccolo qua. Guarda come festeggia il piccolo Cume. E adesso Champagne! Buono. Ottimo terzo posto. Ho ritirato solo il porco, mi dispiace per te, Seba. 36 punti, ragazzi, siamo al quinto posto e ho dato un trofeo, bene. Costruttori, quarti. Mamma mia, grande Renault. Raga, un saluto dal comandante veneziano, prossimo video con difficoltà leggenda. E niente, non incazzatevi, sono arrivato terzo e adesso anche ho la certezza che comunque siamo troppo competitivi per questo livello di difficoltà con una Renault. Andiamo a snaturare la carriera. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!